Senti, facciamo così. Siccome ho visto che tu, per dire, Hillary ha un debole per te, tu per dire, hai colpito, Chino, hai colpito, breccia nel cuore, hai colpito. Certo, sei un cecchino, e certo, e che tu riesci a fare? Ma chiami per cortesia Hillary, che mi hai messo a buttare anche le battute di chi sto qua. Mi fai i battute, hai capito? Che è cecchino lui. Ah, così dei pazzi. Chi ne fai in diretta, anziché andare ricchi? Hillary! Ciao Ottavio Augusto, ciao, che si dice lì su, lì giù? Dai, ma bruciai con l'occhio remolingiano. Chi sta da mangiare i cani? Non si i sta cani. fermo un attimo, mio marito devi sapere che fa sempre... Però c'è, vieni qua, saluta Jonathan come ti ho insegnato ieri. Ciao bello. No, l'altro. Ciao fisichello. Deve fare il coatto, quanto è coatto? Sono proprio romanaccio coatto. Faccio dopo. Ci Ma vediamo che vedi, su già a casa, vedi? No, ho detto ci vediamo dopo. E ci se n'è vediamo. andato, dopo torna. Ha detto ci vediamo dopo, no? Tu capisci sempre però fischi per fiasca, amico mio, che dobbiamo fare? Ma siccome io vi conosco poco, il romanesco non lo mastico tanto, e allora che devo fare? Vi capisco ho capito. mezzo e mezzo. Mezzi e mezzi. E senti una cosa, quante puntate dovremmo fare noi insieme? Che non Ma ho capito? allora, guarda, facendomi un conto approssimativamente per gli ultimi 25-30 anni, penso che ne avessimo a fare una ventina, una trentina, così. Non di più, va. E tu mi vuoi mettere a tace con 4.000 euro di anticipo? Ah, bello, non hai capito niente qui, non hai capito niente, mi sa. Brava, fatti mandare a 8 soldi che hai visto una bella punto sole in diventa e compro. Chi è che ha visti? Che è pronto lo sgombro! Offriamolo pure a Jonathan a distanza, lo sgombro! Perciò 4.000 euro costa sgombro a Roma. E con tutta la nave arriva, capito? Viene da giù. E chi sta cattavo, magari pisciaro. Ma No. guarda, da te ne da pallando la testa, mi fa vedere. Ora palleggia. Ora con la spada. Wow, bravo! Ma va, mi caccia, è il io numero caccio, uno. non posso fare. Sei Va bene, unico. se ora ti mando un altro poco di fammi ridere, va bene? De fammi chi? Fammi ridere. Questi, ti faccio l'argent ridere. de poche, si chiama anche fammi ridere. La pila. Ah, pila? No, la pila, quella per i giocattoli, che è finita la pila ai giocattoli dei nostri figli. Ah, che è finita la pila a me. Ma potevi dire però prima. Va bene, ci sentiamo sempre nei prossimi giorni. Ciao, vi do il collegamento. Vabbè, dice... dico, mi dice la pila mia, a dire. E hai una doccia che per farmi la ultra doccia, ma per accattare l'appartamento vicino, per costruirla. Dando idro e idro. Perché palleggia, fa, canta. Idro è mia, non mi convince. Tutti esperti vaccinatori, tutti professoroni universitari, tutti virologi in Italia. È come quando ci sono le partite di calcio e tutti diventano allenatori. In questo momento tutti sono virologi, gente che sa cosa dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare. C'è gente ancora intrippata con questo 5G, ma come un viseddia. Ci colpa il 5G, ma se tu c'hai ancora un telefono che dura 94 e non sai neanche cosa sia il 5G, chi ne può sapere? Gente che va nel panico per niente. La mia vicina di casa, signora Marietta, 90 anni, era nel panico che non sentiva più i sapori. Secondo me c'ho il Covid. Prima di dire che non senti i sapori, so che stava mangiando. Stava mangiando una galletta di riso col tofu in capo. Un nave sapore, no che non senti i sapori. Ma come ti si Come finì? Chi non ci ha fatto più che aspettare? Ah, signorina, che c'è ancora? Finalmente, ma dai, magari da bellina aspettando a lei però, Sono Stefani, la cugina di Jonathan. Sì, attendo in attesa. Ancora, io sogno... No, non ci faccio più, mi sta venendo Centralina insieme, buonasera dica. Pronto, pizzeria alla Scala, ma come finì che pizzi? Si fatte no? Ci spiazza sto sorvo. Come fai? Come fai? Signorina? Allora, io ho un problema per andare con lei. Mossi, i cani da me vicina. Sa? Che poi è mia zia, perché abitiamo a Pressi di Potta. Sto cane dice uno che Mossi, più vecchiani, 120 anni, ma morire prima o poi sto cani. Sa. Ma io ho un'altra autopsia nella testa, perché penso che siccome mio marito, che ancora non siamo maritati, ma mi sta giudicando lei. Sa.
Come sei? Cos'è? Mi fa dannare. Comunque Davide, là si sono scappi, non c'era chiuso fuori la porta praticamente. E parlano con lei, fanno un po' di feto, capace di moscerini e morono sull'istante. Ora Risi, siccome sto cane frequentava un pianerottolo, non vorrei che mossi po' feti peri. Sicuro? Ci facciamo un bello tabuto a forma di peri? Sì. Però me la fare Jonathan perché io non ho contatti con questi sì. fetisti, va bene? Attende in attesa. Attendo in attesa, a caso. Dai, Achino, non ci tirare l'extension a tesoro che cascono. Ci capelli, che sopra. Ecco, così. Risolvo io tutto, non ti preoccupare, domani portacelo qua, ce lo devi portare. Amore di mamma! E a cui sta frasciama? Qui! Tu ne riglia sta chista, dai detto che a femmina non hanno occhio. Dai detto che non hanno occhio femmina, perché buttaste? Tu cos'è? Qui è! Stiamo a fare! Stiamo a fare! Sfogati. Stiamo a fare! Io mi sto facendo migliare a pressioni alte e poi ti fatti di picchi di collera, tu mi fai morire! Dai detto che a femmina non hanno lasciarsi, e è sempre ceppilagliamo i cocchi e i cocchi! Hai finito? Finì! Sì. Spiega! Siediti invece di fare una dannata, che pare una dannata, pare. È inutile che ti faccia capire la mattina perché pare una zanna. Tu sì che mi fai così. Allora, andiamo per ordine. Yolanda, te la ricordi quando andavamo alle scuole medie, te la ricordi? Te la ricordi quando io te la portavo qua che cercavamo di giocare con le bambole? Sì, Ma tu a no. me mi assicuravi perché non voleva giocare con le bambole, ma perché lei aveva capito tutto, non ti ricordi niente? Non ti ricordi niente. Nel frattempo era tanta, nel frattempo lei si è sposata, si è separata e c'ha anche un figlio. E questo figlio non si capisce se è gay. Non ci capisci? No. Come che ti chiami? Yolanda. Cara Yolanda, ma tu sei arrivata nella casa proprio dove capiscono tutte cose. Io sono la regina dei gay. Portamelo qua tuo figlio, che io squattro la testa fine bene, c'è un gumo a mio figlio. Sì, però ti raccomando, non è che devi fare come fai sempre, i sali, fai i ricci. Con calma, una volta zitto avevano computer, mi feci scappare. Ci feci un settimo grado di interrogazione. Ma io non fumo all'arogato perché mi curi dalle fronda Ma non ci vediamo a quello. un è timido. Cara comare, pottimmi Luca, proprio a giorni, pauri cauri, che io lo squattro. Va E bene. su è gay, devi andare con mare. Allora facciamo una cosa, facciamo una cosa, vai di là che ci vai a preparare un bel caffè, va bene? Ci prendiamo un bel caffè. Sì. Vuoi capire come finisci? Talia come finito? A chi mi disse, che fai? Chi non mi disse, mi sostituisci 5 minuti e trovavo usciato per dirmi mi sostituisci, io sostituì e non tornavo più. E a fare, magari a mattina l'altra e a fare io, Said, ceccolo Acchino, ceccolo, mi posso stare tutto il giorno qua, un stipendio suo figlio Idro. Idro! A me non mi consolo, ci chiamano i matti, vediamo che si dice. Idro! Lego. Salve, Hai visto? dalla redazione esterna il vostro Marco Chiddo e alle mie spalle Marte. Perfetto. Signori, sono ormai mesi che non piove sul pianeta e il caso comincia a preoccupare non poco i garanti della sicurezza. Il rischio è che si corra all'impazzata alla ricerca di una qualsiasi fonte d'acqua, sottovalutando le normali regole igieniche e civili.
Come vedete dalle immagini alle mie spalle si intuisce chiaramente che sin da subito la situazione si è mostrata molto grave. Ecco, a dimostrazione però che qui nessuno degli organi pubblici se ne sta con le mani in mano, è stato, come vedete, immediatamente avviato l'impianto di approvvigionamento a matrice bioidrica, creato appositamente per far fronte a casi di questo tipo. Ma l'acqua, Se adesso l'operatore è così galante da volermi seguire nell'inquadratura, cercheremo di capire come insieme si può riuscire a fornire bioidrica. E io non posso fare sta vita. A quando c'è un stacchino? No, chi se ne va? Io non lo so che cosa devo fare. Chi non parla di acqua e acqua non ce n'è. Guarda, vero? Oh, Ghido! Si deve pazzi, cosa si deve fare? E con te, spatta, a ride. Come avete potuto sentire e soprattutto vedere, ahimè, se potessimo applicare anche noi soltanto 1/10 del loro sapere, potremmo dire sicuramente addio alle continue paure che attanagliano la vitalità delle nostre fonti idriche sulla Terra. Io addio ci regista Id. Certo che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Per adesso da Marte è tutto, ma non da me, cari signori, perché oggi voglio svelarvi la novità che renderà più liete le nostre giornate lavorative. Ciao, c'è una novità, vedremo. Ecco qui. E adesso sì, che per Kid e Kino per ora è tutti a voi studio. Salid, ma c'è la giornata come c'è che segni un matte? E certo, con i scecco ne facchino, un primo caucio che non so. Siamo intorno al 1100 e Re Carlo Magno sta per consumare il suo pasto. Ah, questa deve essere sempre ben valuta! Pensate a tavola che faceva rozzota! Ah! Lo sapeva, per una volta che mi voglio alleggiare c'è sempre qualcuno che mi va a inquietare! Le urla erano del povero Orlando, che per dispiaceri amorosi perse il suo senno. Ah! Sono una furia, la prego mi aiuti! Mi stanno acchianando i 5 minuti! Ah! La crisi isterica di Orlando non passò inosservata. Rinaldo, indispettito, lo seguì accorto. Con le tue urla svegliassi un palazzo, ma riceviero, punisci ste pazzo! A quel punto Carlo Magno provò a calmare Orlando, cercando di porre rimedio alla sua pazzia. Siedete qui ed esponi il problema. Ho fatto 2 anni di psicologia. Tutto si risolve e poi si sistema. A così finiremo questa camorria. E spacciamone che c'è senza il fuoco. Veloci, veloci! Soffro d'amore il senno perduto, chiedo perdono se sono spavaldo. La mia fidanzata mi ha fatto cornuto, da fonte ho saputo sa fa con Rinaldo. Ti stai sbagliando di casa e putia, conosco bene la tua consorte, sembra impossibile ma più l'aria retia, sono sicuro molto meglio la morte. Ah! Marrano! Malanchiata! Ora mi è rotto, comincia a tremare! Ma non naghire, va scopato un mare! Ah! Mi basta un colpo di blocco e ti avvinghio! Già non quetaste, ora ti sminchio! In guardia! Basta, deciderò io! Lo sapevo che a capo le vasche feo! I 2 cavalieri iniziarono a duellare, ma Carlo Magno trovò una soluzione con mezzi più attuali. Risolveremo con un po' di fortuna, ma per favore evitiamo altri inghippi. Il tuo senno lo troverai sulla luna, mentre Patozzita scrive a Maria De Filippi. Andrò sulla luna a recuperare la ragione, poi tornerò e farò anche il bidet. Credo che sia la miglior soluzione per figurare a c'è posta per te. Non vedi l'ora di andare in TV, ma state zitto e studiato mosso, mettiti in testa che sei uno Zulu, puoi andare al massimo ne vai baradosso. Ah, Marrano! Ma la minchiata! Ora ti uccido e mi faccio 30 anni! Se ti avvicini ti spai di mutanne! Sei un ignorante e senza diploma! Figurati che sei tutto pa' coma! In guardia! Ahimè! Adesso basta, sono stanco e affamato. Si sa che sta lotta non esce da spunta. Ora i problemi mettiteli lato, mangiamo e beviamo e come